Bentrovati. Ritorna prepotentemente alla ribalta la storia infinita dei cacciabombardieri F-35 dell'americana Lockheed Martin, gli aerei da guerra più costosi di tutti i tempi. L'Italia a suo tempo ne aveva commissionati 131, poi scesi a 90. Nel settembre del 2014 il Parlamento, con una mozione, ha impegnato il governo a dimezzare l'ordine portandolo a 45, ma pare che la ministra della Difesa Pinotti intenda confermare l'acquisto appunto di 90. Il costo di questa operazione è enorme. Le fonti ufficiali parlano di 13 miliardi e 180 milioni, ma secondo alcuni esperti i costi di esercizio e di manutenzione, se acquistassimo 90 F-35, nel corso degli anni raggiungerebbero la stratosferica cifra complessiva di 40 miliardi di euro. Una follia. C'è poi da aggiungere che questi aerei si sono rivelati tecnicamente disastrosi, vanno in tilt se colpiti da un fulmine, hanno problemi ad atterrare in sicurezza in particolari condizioni climatiche come con temperatura calda, umida e caratterizzata da bassa pressione. E per sistemare tutti questi problemi la loro capacità bellica è stata notevolmente diminuita. Ora, come riporta il Fatto Quotidiano, due rigorose istituzioni americane, il GAO, una specie di Corte dei Conti statunitense, e l'Ispettorato Generale del Dipartimento della Difesa, in due distinti report, hanno elencato ben 61 difetti ai motori, ridicolizzando il programma. Questa Corte dei Conti americana sugli F-35 scrive che la strada da percorrere sarà ancora lunga prima di poter raggiungere gli obiettivi prefissati per l'affidabilità del motore, che in questo momento è estremamente grave, carente. Sempre secondo il GAO, nessuno dei 36 aerei prodotti nel 2014 dalla Lockheed Martin per le forze armate americane è stato consegnato con l'allestimento richiesto. Tutti erano privi dei sistemi idonei per il combattimento, per poi concludere, la scarsa affidabilità dimostrata dal motore ha limitato l'affidabilità complessiva del programma, un de profundis clamoroso. Ecco, con questo quadro così deprimente, il governo italiano, con tutti i problemi economici che abbiamo, vedi anche l'ultimo caso delle pensioni, sulle pensioni non sembra voler recedere dall'acquisto di questi cacciabombardieri inaffidabili e costosissimi. Riflettiamo. Con il costo di un solo esemplare si potrebbe costruire un grande ospedale, oppure centinaia di asili nido, oppure mettere in sicurezza centinaia di scuole. Insomma, si potrebbero usare queste risorse per fini davvero utili alla cittadinanza. Invece passano i governi, passano i ministri, ma si continua pervicacemente a voler acquistare questi velivoli che gli stessi americani giudicano troppo costosi e pericolosi. Viene da chiedersi il perché. Ed ora vorrei rispondere brevemente ai signori di Ambiente e Servizi al mio intervento di giovedì scorso, cercando di smentire i fatti riportati. Per evitare equivoci, confermo totalmente, ripeto, totalmente quello che ho evidenziato nell'isola. La storia di cui sono stato mio malgrado protagonista è stata riportata esattamente così come si sono svolti i fatti. Mi spiace solo che alle mie sacrosante critiche si sia reagito con toni degni di miglior causa, come l'accusa che il mio sia un attacco politico strumentale, chiaro sintomo di mancanza di argomenti. Personalmente, con la politica attiva ho chiuso da tempo. Quel mio intervento voleva essere solo uno sprone per migliorare il rapporto tra ambiente e servizi e gli utenti, non certo per avvilire l'operato dell'azienda. Tanto vi dovevo. Ci vediamo giovedì prossimo.